Buonasera a tutti e eccoci qua, benvenuti alla seconda serata della rassegna Le Nuvole. È davvero un piacere vedere la sala gremita perché è un esperimento quello che stiamo facendo, un esperimento scientifico se volete, ma è soprattutto un tentativo di comunicare il clima e i suoi cambiamenti, che è proprio anche il sottotitolo della nostra rassegna. Questa sera siamo qui al Teatro Lorenzo da Ponte. È un'occasione molto importante di divulgazione perché abbiamo un ospite illustre di caratura internazionale e poi avremo occasione di sentirlo, di imparare da quello che ci dirà, da quello che ci dimostrerà. Non sarà una lezione scientifica, che è un po' anche la paura che abbiamo davanti alla scienza e a questo mondo a volte così misterioso, a volte così anche sembra anche incomprensibile. Cercheremo di portare esempi di fattibilità, di divulgazione, di corretta informazione. Ecco, non mi dilungo oltre nelle presentazioni, ricordo solamente che questa è la seconda serata, abbiamo fatto il 15 marzo scorso la prima serata presso la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto con l'oceanografo Sandro Carniel. Abbiamo affrontato e iniziato a capire un po' di più di questo clima e anche le connessioni che ci sono tra l'aria e l'acqua, che spesso sono lasciate, ecco, forse in secondo piano. Abbiamo approfondito quell'argomento e questa sera vediamo un altro aspetto del cambiamento climatico e di cosa anche ci aspetta se non daremo una svolta alle nostre azioni e anche al nostro modo di usare le risorse che non sono infinite di questo nostro pianeta. Ecco, quindi prima di iniziare, di vedere che cosa ci ha presentato, cosa ci presenterà Luca Lombroso, ho il piacere intanto di ringraziare chi ci ha permesso di svolgere questa serata e anche l'intera rassegna. La città di Vittorio Veneto, il comune di Vittorio Veneto, gli assessorati alla cultura e ambiente hanno promosso l'iniziativa e hanno fin da subito sostenuto la proposta che è arrivata, diciamo, prima del famoso maltempo di fine ottobre, di cui poi parleremo nell'ultima serata del 12 aprile. E abbiamo avuto poi subito il supporto del CAI, Club Alpino Italiano, sezione di Vittorio Veneto, e abbiamo qui anche Giorgio Salvador che ci darà poi anche ulteriori informazioni sull'attività che fanno e su quello che è anche successo nei nostri boschi. E la sensibilità anche del CAI ha sicuramente dell'incredibile, visto che hanno tanto lavoro da fare, perché sappiamo che i nostri boschi sono stati colpiti pesantemente da questa ondata di maltempo. Savno SRL è stato uno dei partner che ci ha permesso di partecipare e di essere qui questa sera e in questa rassegna. E ricordo anche Media Partner, Tenda TV, che permette a chi non è qui stasera di rivedere le puntate e anche a chi volesse magari rivedere la serata di nuovo, magari più avanti, per rinfrescare alcuni concetti, mette a disposizione le proprie persone e poi anche i video sul sito laternatv.it. Ecco, non mi dilungo oltre e avrei appunto il piacere di invitare sul palco l'assessore Antonella Uliana che ci darà un saluto e poi abbiamo appunto anche Giorgio Salvador del CAI e poi iniziamo la serata. E l'ospite tra poco, quindi attenzione che arriverà tra poco. Grazie a tutti voi di essere qui questa sera. È veramente bello vedere il teatro per un'occasione di questo tipo, così pieno di persone. Parlavo prima con Luca, lui diceva l'importante è che le persone siano interessate, siano quelle giuste. Beh, io vedo che sono quelle interessate e quelle giuste, quindi sarà sicuramente una serata importante per tutti quanti noi. Io leggevo su queste 3 righe in questo piccolo foglio che ci è stato dato, per quanto riguarda Luca Lombroso, quello che lui dice: bisogna piantare alberi e smettere di deforestare. Allora, riflettevo, mi sono fermata su questa affermazione e riflettevo su questa frase. E quindi 2 spunti semplicemente di riflessione che sono quelli che io posso darvi, ovviamente dal mio angolo particolare di visuale, che non è quello scientifico. Quando parliamo di alberi, insomma, abbiamo tutti quanti in mente quello che è accaduto qui vicino a noi qualche mese fa. Quando parliamo di alberi parliamo
di un qualche cosa di assolutamente fondamentale per la nostra vita. Ricordo come Bruno Munari definiva l'albero, è una definizione che a me è sempre piaciuta particolarmente perché sprigiona nelle parole di definizione quello che è il senso proprio di vitalità dell'albero, e cioè lui ci dice che l'albero è una lentissima esplosione di un seme. L'albero poi da sempre ha significato un po' in tutte quante le culture e ha rappresentato il simbolo della vita umana, dell'uomo, così come l'albero è scosso dagli eventi, l'uomo è scosso dalle tempeste della vita. Quindi l'albero rappresenta simbolicamente l'uomo, l'albero è per l'uomo fonte di vita. E l'uomo molto spesso di questo si dimentica, e l'uomo molto spesso distrugge l'albero, quindi annienta in qualche modo la sua stessa vita. E c'è in particolare un artista polacco che si chiama Franz Kleiberg, è morto 2 anni fa, il quale rappresenta nelle sue opere alberi bruciati. Questo artista è riuscito a scampare dal campo di concentramento, dall'Olocausto. I suoi genitori sono morti e sono finiti nelle camere a gas, nei forni crematori, e questo artista poi si è rifugiato nella foresta amazzonica ed è stato raggiunto dal fuoco anche lì. Quindi la sua opera è un'opera di denuncia con armi diverse. Noi sappiamo tutti che l'arte serve anche a questo. È un'arma di denuncia nei confronti di quello che l'uomo può fare all'uomo e alla natura. Ma poi ancora un altro spunto di riflessione, e mi viene in mente un famoso detto indiano. In questo detto si racconta di come gli alberi siano i pilastri del cielo, e fino a quando gli alberi avranno la loro funzione tutto potrà andare come deve, ma nel momento in cui gli alberi saranno abbattuti, nel momento in cui neppure un albero rimarrà più in piedi, allora il cielo crollerà sulla terra e sarà la fine dell'umanità. Questo secondo me ha un profondo significato che si può andare a collegare anche con quanto Luca fa, e magari di questo poi ci parlerà anche, perché credo che la vera cuore, quello che è il nostro ambiente, e in questo caso appunto proteggere gli alberi, sia appunto proteggere e difendere la nostra vita stessa. Io vi auguro di partecipare a questa serata e di cogliere tutti gli spunti che vi verranno dati nel modo migliore, di farne tesoro e di metterli a frutto. Scusandomi perché io non potrò rimanere qui fino alla fine, che ho lasciato i miei colleghi in Consiglio Comunale per venire e ci tenevo moltissimo a portare il saluto, e poi dovrò appunto scappare ancora e ritornare in Consiglio Comunale. Grazie. Grazie mille all'assessore Antonella Uliana per queste parole che credo condividiamo, e rafforziamo un po' il messaggio su questi alberi e caliamoci anche un po' sul locale. Lascerei quindi la parola a Giorgio Salvador del CAI, sezione di Vittorio Veneto, che ci darà anche qualche informazione su come stanno i nostri sentieri dopo la tempesta Vaia. Grazie. Grazie a te. Buonasera a tutti, e a nome del Club Alpino Italiano e sezione Vittorio Veneto vi do un benvenuto. Io prima di dirvi qualche cosa devo ringraziare voi che siete qui, perché siete testimonianza dell'interesse dell'uomo, per l'ambiente, perché tutto sommato quello che stiamo sentendo in queste conferenze, quello che vediamo, 15 giorni fa c'era stata la settimana mondiale dell'ambiente, e grandi responsabilità ce li hanno gli uomini. La geopolitica fa il suo, però gli uomini sono parte integrante di questi. Un ringraziamento particolare, oltre all'assessore Antonella Uliana, lo vorrei fare con dei nomi. Perché? Perché
spesso parliamo di associazioni, parliamo di enti, ma in realtà poi ci sono delle persone dietro che hanno lavorato fattivamente e operativamente in prima persona. La prima persona che voglio ringraziare è Andrea Costantini, che dove è sparito qua, vieni qua Andrea, perché è la sua grande passione, che se avete visto nei giornali locali è stata ben documentata in questi giorni, la sua grande passione ci ha coinvolto noi come Club Alpino, ma il Comune e tutti gli scienziati che sono intervenuti e che hanno dato valore aggiunto. Voglio ringraziare l'assessore Uliana abbiamo già regalato, ma Giuseppe Costa, perché Giuseppe Costa qualche sera ci siamo trovati per parlarne, no? Ma poi voglio sempre ringraziare perché si chiama Ufficio Cultura, ma dietro ci sono sempre persone che lavorano, che telefonano, che a volte anche rompe anche. E taglia Francesca questo, però si chiama Paola Della Giustina, che è veramente brava perché eccola qua. Ho visto anche il sindaco del comune di Fregona, quindi lei sa, Laura, quanto importanti sono queste persone negli uffici per far funzionare non solo la macchina amministrativa ma organizzativa. Non voglio dilungarmi tanto perché quello che vi devo dire è abbastanza semplice. Noi come Club Alpino Italiano siamo impegnati in prima persona. 15 giorni fa sono stato a una riunione dei presidenti a Padova e sono emerse delle cose drammatiche, non lo immaginavo neanch'io. Il cosiddetto ciclone Vaia o ciclone che ha un'altra terminologia, comunque ha fatto un disastro. Parlavamo prima alberi tolti, la deforestazione, beh qui ha fatto una deforestazione unica in una sola notte. Noi siamo stati chiamati come sezioni, soprattutto venete, a fare una specie di mutuo soccorso. Ci stiamo aiutando perché se aspettiamo proprio gli aiuti esterni non sono così puntuali e abbiamo già sistemato diversi sentieri, diverse opere alpine, però vi posso dire che rimangono da sistemare 629 chilometri di sentieri. Molti non verranno più riaperti. Le mappe tabacco dovranno essere risistemate, tanto per dirvi chi è appassionato di montagna, e le sezioni si aiutano anche sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di volontari. Noi andremo ad aiutare quelli di Longarone e quant'altro, insomma. Però anche il CAI di Vittorio Veneto ha avuto 30 alberi sopra i cavi della teleferica che porta al nostro rifugio Semenza in Cavallo, più tutti gli schianti che abbiamo avuto qua. Basta un colpo di vento, adesso non so cosa sta succedendo, poi ce lo spiegherà meglio Luca Lombroso, ma lunedì della scorsa settimana è venuto un po' di vento e sui sentieri che avevamo appena pulito sono già altri 3-4 alberi schiantati, quindi prendi il motosega e va su e pulisci. Però sapete che la politica parla spesso di, come posso dire, industria del turismo, valorizzazione del territorio, ma dietro c'è la manodopera dei volontari che gratuitamente fanno questo. Se mi permettete, abbiamo lasciato una cassettina, chi vuole mettere un'offerta, per una raccolta fondi. Questi fondi vengono utilizzati tra le sezioni, chi ne ha più bisogno, noi o altri le distribuiamo. C'è un conto corrente del Club Alpino Italiano Nazionale e lui ha già stanziato 145.000 euro per la prima parte dei sentieri, però verranno quasi tutti spesi nella zona dell'Agordino, dove hanno 150 km di sentieri a sistemare solo loro. Quindi sono stati più danneggiati. Basta parlare di cose brutte, cerchiamo di capire come migliorare noi stessi, l'ambiente, e fermare questa macchina sarà difficile, questa macchina che inquina, però ci dobbiamo provare, per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Grazie. Grazie Giorgio per questo messaggio che penso moltissimi, anzi credo tutti noi condividiamo. E allora a questo punto il lancio è fatto, ma prima di presentarvi Luca Lombroso vorremmo presentarlo mediante un'intervista che qualche giorno fa ha realizzato in studio con Licia Colò
presso la TV 2000. Quindi prima di invitare Luca sul palco, vi invito a guardare questa intervista perché già ci dirà molte delle cose che poi andrà a approfondire. Quindi intanto buona serata, buona visione e buon ascolto. Grazie. Bene, ecco le previsioni per domani, 25 marzo. È in arrivo il primo superciclone primaverile e questo comporterà al nord una leggera diminuzione delle temperature, che saranno comunque sui 32-34 gradi. Arriveranno nel corso della giornata alluvioni improvvise a causa di piogge torrenziali. Tornerà la neve solo oltre i 4.000 metri, mancava da ben 2 anni. Al centro avremo temperature molto elevate, sui 40 gradi a Roma, sui 42 gradi nelle pianure interne, poi arriveranno grandinate dalla Sardegna, la Toscana e Marche con chicchi fino a 30 cm, tornado sulle coste laziali. Al sud i venti africani porteranno i termometri fino a 43 gradi in Sicilia e in Calabria, venti fino a 180 km all'ora con tempeste di sabbia nelle zone interne. Questo è tutto per la giornata di domani, ma diamo uno sguardo all'estate. Le previsioni stagionali indicano temperature elevatissime, 48 gradi al nord, 50-52 gradi al sud, senza piogge. Questo è tutto per la previsione estiva e per la giornata di domani, 25 marzo. Allora, Luca Lombroso, meteorologo, grazie di essere qui con noi al Mondo Insieme. Uno dice: che cosa stanno dicendo? Di che cosa stanno parlando? Stiamo scherzando? Purtroppo non stiamo scherzando. Ahimè no, Luca. questo è lo scenario business as usual, cioè se non facciamo niente, se continuiamo a fare gli affari come al solito, se continuiamo a emettere gas serra, queste sono le tendenze per il 2070, quindi non parliamo di future generazioni, ma di quando i giovani e i bambini saranno adulti o nella terza età. E sono previsioni che fanno davvero paura. Avete già capito di cosa stiamo parlando, soprattutto come ne stiamo parlando, perché Luca, tra le varie cose, diciamo, questa sera non ci dice cos'è il cambiamento climatico, non ci racconta la parte scientifica o comunque non ci dice le prove che abbiamo, ci racconta cosa ci aspetta. Quindi l'approccio che, diciamo, avremo stasera è anche un approccio diretto alle nostre vite, alle nostre esperienze. Direi che a questo punto è il tempo di presentarvi Luca Lombroso. Sei un grande presentatore, vorrei un grande applauso per Andrea perché è stato veramente vulcanico. Abbiamo fatto le prove di lancio da Costa Rica dove ero andato a inquinare eccetera prima di venire qua, inquinare in aereo con cose proficue per essere qua con voi a Vittorio Veneto, mangiare il baccalà alla Vicentina, anche se non siamo in provincia di Vicenza, penso che sia perdonabile, e prepararmi qui in questa bellissima serata organizzata dal CAI qui di Vittorio Veneto e ringraziando anche l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e tutti quanti voi che siete qua presenti. Non è importante il numero, è importante che siate quelli giusti ed è importante che non usciate di qua spaventati o depressi, perché ovviamente parliamo, ma rimani qua con me o ti metti in pubblico, cosa fai? Ma potrò avere bisogno lì, dai, stare lì, vai lì così mi vedi meglio, vai. No, che non ti voglio. E niente, allora siamo qua perché c'è una certa attenzione al clima, c'è un problema al termostato del pianeta Terra, c'è un problema di attenzione mediatica, come avete visto dal video con Licia Colò, ha avuto molta sensibilità, poi l'intervista era molto più lunga, la potete rivedere in YouTube, e abbiamo aperto in modo un po' così provocatorio con questa fanta previsione per il 2070. Era come se fosse il 24 marzo, facevo le previsioni per il 25 marzo del 2070, giorno in cui compirò 106 anni. Quindi il 25 marzo del 2070 dovrò essere qui obbligatoriamente a verificare la correttezza della previsione meteo, perché come sappiamo Andrea, le previsioni, bisogna fare le previsioni, ma bisogna fare il controllo di qualità. Quindi magari tu che sei un po' più giovane vieni il 25 marzo 2070, ricordatene. Potrebbe essere. Tu hai qualche possibilità in più da un punto di vista probabilistico. Certo che è vero che anche in questa lunga evoluzione umana abbiamo anche assistito a un aumento di probabilità di essere lì a 106 anni. Adesso 106 sono un po' tanti effettivamente, però la prima critica che ci fanno è: ma nel frattempo la vita media si è allungata. Sì, ma si è allungata a quale prezzo? Per tutti, e sarà sempre così.
e soprattutto ormai il cambiamento climatico, avete sentito dall'introduzione di Licia Colò, insomma non si sta facendo, non dico niente, ma non si sta facendo abbastanza. È per questo che la serata che dedico qui e che di solito facciamo anche, è bellissimo il contesto del teatro, va benissimo, per carità, però a me piace avere la gente anche tutta attorno in cerchio, perché così si interagisce meglio direttamente, non sembra che io sono il capo e voi i subalterni. Pensate anche che io partecipo ai meeting internazionali delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il mondo occidentale è abituato a parlare in questo modo, cioè c'è un banco dei relatori e un pubblico che ascolta, che subisce. Voi in qualche modo subite quello che vi dico io, quindi se io dico delle cose sbagliate dovete essere in grado di intervenire o di dire la vostra o di partecipare. Nella cultura indigena, nelle culture ancestrali, e che sono venuti proprio alle conferenze sui cambiamenti climatici, a partire soprattutto di quella da Durban in Sudafrica, gli Zulu, poi a Parigi sempre con tecnologie Zulu, con tecnologie, vedete che la distorsione, dico con metodi di discussione Zulu, e alle ultime due con metodi di discussione ancestrali delle isole Fiji, dove ci si siede in cerchio tutto attorno e si discute per trovare una via d'uscita, perché come abbiamo fatto finora nel nostro mondo, col nostro modo di pensare, non ci siamo riusciti. Per cui, appunto, questo format di conferenza, che è un po' adattato dal format originale, che è squisitamente di, diciamo così, adattamento comportamentale, quindi ho fatto un ulteriore adattamento, l'ho adattata per mettere qualcosa anche sui cambiamenti climatici. Si chiama Attenti al meteo perché è una conferenza che sostanzialmente è un corso quasi, non dico di sopravvivenza, ma di capire la nuova normalità, capire che cosa sta succedendo, che cosa succederà, che cos'è questa nuova normalità che abbiamo, quali sono le conseguenze, gli eventi estremi che stanno avvenendo e che avete parlato del ciclone Vaia, poi approfondirete nel prossimo incontro che è il 15 aprile se non sbaglio, il 12 aprile approfondirete i dettagli anche meteorologici di che cos'è un ciclone, che cosa differenzia ciclone tropicale, extratropicale, eccetera, eccetera. Però sono dei fenomeni che è chiaro che, parlavamo prima, insomma, se uno va a Cuba, se uno va nello Yucatan, se uno va in Giamaica, a Puerto Rico, così, più o meno là sanno come comportarsi quando arriva un uragano, o dovrebbero saperlo. Non sanno come comportarsi quando arriva una nevicata. Noi lo dovremmo sapere in linea di massima quando arriva una nevicata, quando arriva un ciclone, sia esso tropicale o extratropicale, uragano, o che sia tecnicamente non va chiamato uragano il vento perché la velocità, sono cose della discussione dei nostri forum, poco importa, gli effetti sono quelli lì e non sappiamo bene come dobbiamo comportarci, quindi verso la fine vedremo come reagiamo e come invece dovremmo reagire. Se abbiamo tempo prendo fuori anche i giochini che hanno lo zaino. Ma prima di arrivare a questo punto qua, siccome io chiamo gestire l'inevitabile, perché adesso, quello che c'è adesso, cioè cicloni della potenza di quello di Vaia, ormai sono inevitabili. Possiamo girarci attorno finché vogliamo, disquisire sugli eventi estremi, relati, però ormai che sia o no colpa del cambiamento climatico, ma secondo me lo è. Senza il cambiamento climatico Vaia sarebbe stato meno intenso, forse ve l'ha detto Sandro Carniel, perché il mare era più caldo del normale. Quindi al giorno d'oggi ormai ogni volta che arriva una perturbazione è diversa da quella che sarebbe stata in passato. Notate che ho detto diversa. Perché? Perché l'ambiente circostante è diverso. Il mare è più caldo, l'aria è più calda, il territorio è diverso. La prossima volta che arriverà un ciclone anche, o una perturbazione meno potente, gli alberi sono già pericolanti, l'abbiamo visto prima. Però dobbiamo anche evitare l'ingestibile. E evitare l'ingestibile significa limitare l'aumentare delle temperature globali. E io partirei con un omaggio alla giovane Greta Thunberg, che veramente credo abbia dato uno scrollone. Vediamo Greta. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now.
Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Credo che meriti un applauso Greta, ve lo chiedo, perché è riuscita a smuovere il mondo, come vedremo fra poco, più di 24 conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e più di 5 rapporti scientifici dettagliati, più uno diciamo di approfondimento che vedremo fra poco. Vediamo, scusa, ecco. Da dove siamo partiti per arrivare qua? Anche da prima del 14 agosto 1912. Prima ancora Svante Arrhenius scoprì il ruolo dei gas serra, della CO2 in particolare, nell'aumento della temperatura globale e ipotizzò, diciamo così, l'effetto della combustione del carbone nell'aumento appunto delle temperature. Era la fine dell'Ottocento, eravamo in pieno boom industriale, non l'hanno ascoltato molto, non era uscita sui giornali la notizia probabilmente, però il 14 agosto del 1912 una gazzetta, un quotidiano, parlava un po' genericamente che il consumo di carbone può affettare il clima. Quindi già allora si cominciava a parlare di questa ipotesi qua, trascurandola, il mondo aveva da fare le sue cose, da svilupparsi. A proposito, la parola sviluppo, ragioniamo su questa. Sviluppo spesso, peraltro, inteso come sinonimo di crescita, ma anche come concetto stesso di sviluppo che abbiamo noi, è una parola che se uno va a guardare nelle lingue indigene non esiste. Il mondo occidentale, quando andò a colonizzare l'Africa, si trovò nella difficoltà di spiegare agli indigeni che avevano bisogno di sviluppo, perché per loro questa cosa non esisteva, esisteva lo stato stazionario dell'economia, della bioeconomia, che è legata strettamente alla natura.
quindi non il vivere meglio, ma il vivere bene, quindi concetti che sono anche proprio di etica. Però nel 1912 dovevamo pensare a fare chissà che cosa, poi gli scienziati hanno voglia di fare i loro giochini e nel 1956 questi due signori, in occasione dell'anno geofisico internazionale, iniziano a raccogliere i primi dati di CO2 e di anidride carbonica alle isole Hawaii, al vulcano di Mauna Loa. Noi andiamo sempre a fare le cose in posti bruttissimi, alle Hawaii, in Costa Rica, alle isole Svalbard, ne parlavamo prima, però facciamo poi anche misure anche in prossimità di siti contaminati, così. Questi signori qua, raccogliendo i dati di CO2 mese per mese, anno per anno, si accorsero in 3 anni che quello che misuravano aumentava di continuo e pubblicarono in una rivista scientifica un articolo sul ruolo della CO2 nello scambio fra atmosfera e oceano nell'incremento della concentrazione di questo gas. E in questo articolo scientifico c'è una frase che usavo già dalle prime conferenze. Il primo scritto che ho fatto sui cambiamenti climatici è stato attorno al 2000, forse anche un po' prima, e la citavo: il genere umano sta conducendo un esperimento geofisico inimmaginabile, gigantesco, inimmaginabile in passato e ripetibile in futuro. Nel giro di qualche secolo immetteremo nell'atmosfera e negli oceani tutto il carbonio organico immagazzinato nei sedimenti durante centinaia di milioni di anni. In sostanza ci vogliono dire che bruciando petrolio, carbone e anche gas, e anche il gas naturale, impropriamente detto naturale, il metano è un combustibile fossile, si rilascia in atmosfera dei gas serra che sostanzialmente equivalgono a quelli che erano in atmosfera centinaia di milioni di anni fa e sono stati immagazzinati nel sottosuolo. Poco dopo la tempesta Vaia scrissi un post in Facebook mal interpretato per quello che volevo dire, perché chiaramente il CAI avrà un'opera enorme ed è necessario mettere in sicurezza i sentieri, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente è una cosa che va fatta, quindi non fraintendetemi, ecco. Però se volessimo pensare a una cosa da un punto di vista naturale del tutto, dovremmo lasciare tutto lì. Dovremmo lasciare tutto lì e aspettare che tutta questa legna magari rimanga nel sottosuolo, venga coperta da altri eventi e fra 100 milioni di anni potrebbe diventare carbone, che una futura civiltà non dovrebbe usare, perché è la CO2 immagazzinata lì che mettiamo nel sottosuolo. Ecco, noi stiamo prendendo gli alberi caduti con tempeste di 100 milioni di anni fa e li stiamo rimettendo in atmosfera. E nel 1958, mi metto da parte, qui c'è solo il trailer, un grande regista, Frank Capra, fece questo documentario. Sostanzialmente nei numeri dice sostanzialmente che si potrebbero aumentare le temperature globali da 2 a 5 gradi. Grosso modo sono i conti che vengono oggi. Cosa abbiamo fatto dal 1958 ad oggi? Non lo so, abbiamo dormito o meno. Certo che attorno al 1988 le Nazioni Unite, insieme all'Organizzazione Meteorologica Mondiale, iniziava un po' a parlarsene un pochino di più, iniziava a capirsi e intravedersi qualche cosa, e istituiscono un organismo scientifico destinato a analizzare la bibliografia scientifica e a produrre dei report periodici sui cambiamenti climatici ad uso poi della comunità politica internazionale. Pubblicano il primo rapporto nel 1990, l'IPCC per intenderci, la Commissione intergovernativa sui cambiamenti climatici, promossa appunto da Agenzia dell'Ambiente delle Nazioni Unite e Organizzazione Meteorologica Mondiale, quindi strettamente non è proprio direttamente un ente delle Nazioni Unite. Nel primo rapporto che esce nel 1990
sintetizzando le più di 1000 pagine, se dovessimo mettere un titolo di giornale, ci sarebbe scritto che ci sono i dubbi e le evidenze del riscaldamento globale. Quindi ci dicono che ci sono dei dubbi e delle evidenze che c'è un riscaldamento del pianeta. E ancora girano attorno le cause. Però cominciano a parlarne e comincia, come vedremo fra poco, a svolgersi la prima conferenza mondiale su questo tema, e poi via via ogni 5-6 anni pubblicano un rapporto che via via da dei dubbi arriva ad avere pressoché delle certezze. È chiaro che non abbiamo la verità in tasca, che la scienza è dubbia, però adesso l'ultimo, il 2014, diceva che, a parte già nel 2007, venne riconosciuto sostanzialmente che il riscaldamento del pianeta è inequivocabile, cioè non c'è dubbio che il pianeta si sta scaldando. E non ho neanche messo il video, si troverà dopo in un altro video dove illustro gli impatti che fa parte del pacchetto attenti al meteo, il video del riscaldamento globale, perché è inequivocabile, non abbiamo da discutere se si scalda il clima. Il pianeta si è scaldato di circa 1 grado rispetto all'era preindustriale. Questo è una cosa su cui non c'è più discussione, perché sono dati evidenti, come la Terra è rotonda, come c'è la deriva dei continenti, come c'è la teoria dell'evoluzione, come c'è la teoria del Big Bang. Nessuno vi ha a contestare agli astronomi la teoria del Big Bang, che ha meno prove del riscaldamento globale, che è estremamente probabile che sia dovuto alle attività umane. Siamo arrivati nel 2014 per dire che è estremamente probabile, cioè c'è un piccolo margine di incertezza, però siamo partiti assai prima a discuterne a livello politico, a livello di società, e a discuterne in meeting dove si trovano tutte le nazioni del mondo e cercano di sfornare dei documenti. Il primo si svolse nel 1992, questa ragazzina qua fece un discorso, che adesso non sto a lanciare il video perché lo tengo per approfondimenti nelle altre cose, per le domande, molto simile a quello di Greta. Non ebbe lo stesso impatto mediatico, però è molto famoso. Alcuni passaggi di Greta: ci state rubando il futuro, non avete a cuore noi, cosa pensate quando guardate al domani, sono sostanzialmente stati ripresi da Greta. È ancora nota nel settore come la ragazzina che incantò i potenti che stavano lì ad ascoltarla. E in questo meeting l'unica cosa che conclusero, ma molto importante, fu stipulata la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel 92, e prevede di stabilizzare le concentrazioni dei gas serra a un livello che non sia pericoloso per le attività umane. Quindi stabilizzare la quantità di CO2 in atmosfera, perché se aumenta troppo ci possono essere dei problemi. Ogni anno da allora si svolge un grande meeting, si chiamano le COP, l'organo di governo di questa Convenzione delle Nazioni Unite, quindi un trattato internazionale, per applicarlo, dove partecipano i delegati nazionali, che potrebbero essere voi nel pubblico, e dietro, un po' più in fondo, c'è la società civile con il ruolo di osservatore, quindi va lì e ascolta. Per esempio io ero lì nelle ultime 3 edizioni come osservatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, perché anche gli enti di ricerca partecipano al negoziato con il ruolo di organizzazione non governativa, cioè nel senso che non sono nello scranno, diciamo così, del rappresentante del governo. Nel 92 hanno fatto questo meeting, e primo, diciamo così, tentativo di regolamentare le emissioni di gas serra c'è stato nel 97, protocollo di Kyoto, di cui probabilmente tutti avete sentito parlare, di cui probabilmente tutti avete sentito dire che la Cina non aderisce a Kyoto, non lo rispetta, eccetera. La Cina aderisce e rispetta Kyoto. I 20 paesi che l'hanno firmato e ratificato sono i grandi emettitori di gas serra, sono molto di più quelli che l'hanno ratificato, anche la Cina. Quelli che hanno obbligo sono i 20 paesi che nel 97 erano i maggiori responsabili storici e del momento delle emissioni di gas serra, perché il protocollo di Kyoto ha un principio che è ancora richiamato quando fanno i negoziati, di responsabilità comune ma differenziata. Tutti i paesi sono responsabili di concorrere a limitare i cambiamenti climatici, ma è diversa la responsabilità degli Stati Uniti rispetto a quella del Madagascar. È diversa la responsabilità storica dell'Inghilterra rispetto a quella, della Grecia. Quindi hanno delle responsabilità diverse anche in base al numero di abitanti.
In quel periodo la Cina non era un grande emettitore e comunque aveva delle emissioni pro capite comunque molto basse, molto più basse di molti paesi che adesso sono cresciuti di emissione, e quindi non aveva obblighi di riduzione dei gas serra. Il protocollo di Kyoto aveva un approccio dall'alto al basso, dal top down, e il protocollo di Kyoto è stato stipulato nel 97, questo è un trafiletto di giornale di quei giorni, e il 97 era l'anno più caldo. Se andiamo a vedere gli anni più caldi, nei 10 anni più caldi, il 97, che era 20 anni fa, 22, non c'è. Probabilmente non è quasi neanche nei 20 anni più caldi. Quasi tutti gli anni dopo il 97 sono stati più caldi del 97. Che ancora adesso ci sia qualcuno che non solo discute la causa umana, ma dice che non è vero che c'è il riscaldamento del pianeta, insomma, mi fa un po' arrabbiare qualche volta. Ecco, il protocollo di Kyoto è entrato in vigore nel 97, è stipulato nel 97, è entrato in vigore nel 2005, ricordatevelo perché dopo ne riparleremo parlando dell'accordo di Parigi. Nel 2009, alla conferenza di Copenaghen, si cercò di dare un seguito al protocollo di Kyoto con maggiori impegni anche da parte della Cina e degli altri paesi. Che cosa si sbagliò? Si sbagliò l'approccio che si continuava a pensare dall'alto al basso, quindi diciamo così che a tavolino si discutevano gli impegni di tutti, e si sbagliavano anche molte tecniche comunicative. E questa è un po' una sfida. Ecco, questo video, se riusciamo, lo faccio partire, perché la conferenza di Copenaghen si aprì con questo video. And few still doubt the impact of human influence over this predicted catastrophe. Those activities which are emitting carbon dioxide are obviously imposing a cost on the earth, on humanity, on this generation and the next generation. The number of environmental refugees to more than 250 million people. The shortage of resources and the high number of refugees will increase tensions all over the world. A parte il proseguo del video, ricordo che una volta in una scuola i ragazzini di seconda o terza media mi dissero: però è stata salvata dall'ultimo albero. Quindi sono stati in grado di cogliere il segnale positivo in un video che è molto drammatico.
e in un'aspettativa mediatica che c'era alla conferenza di Copenaghen del fatto che i leader che mandavano tutti questi appelli e raccoglievano questi appelli dai bambini, che attraverso un sito mandavano gli appelli ai leader, non hanno ascoltato la gente. C'era un sacco di società civile a Copenaghen che se ne andò via molto delusa del risultato. E la pressione e l'interesse mediatico c'era ed era abbastanza alto, eppure anche lì fu un fallimento, non fu abbastanza. Da allora, dal 90, quando sono iniziate queste conferenze, e ancora adesso, dopo l'accordo di Parigi sul clima, le emissioni di gas serra, cioè la quantità di CO2 da combustibili fossili, la curva gialla che vedete, e quella verde sotto da deforestazione, quella da deforestazione è circa stabile, quella da combustibili fossili continua ad aumentare. Facciamo tutte queste conferenze che hanno lo scopo di ridurre le emissioni di CO2, nonostante il protocollo di Kyoto c'è stata una diminuzione nel 2008-2009, principalmente per la crisi economica. Negli ultimi anni c'è stato un po' di ripresa, per fortuna, per carità, da un certo punto di vista, e già le emissioni aumentano e di conseguenza le concentrazioni, cioè la quantità di CO2, che è il principale gas serra su cui agisce l'uomo, non è l'unico, non parlo degli altri per questioni di tempo, come anche il metano, continuano ad aumentare. C'è un ciclo annuale e, guarda caso, questo ciclo annuale è legato al ciclo della vegetazione. Insieme a questo ciclo annuale c'è un aumento che è sostanzialmente inarrestabile. Quei momenti che sembra più o meno stabile sono dei momenti in cui, che so, c'erano i fenomeni della Niña, così. Però nel complesso, nonostante tutti i vertici, le concentrazioni sono aumentate. Da quando hanno iniziato a fare quegli esperimenti, i due signori là, erano anche più basse, erano sotto 330, come vedete là siamo oltre 400 parti per milione. Che cosa significa 400 parti per milione? Lo vediamo fra poco poi. Perché abbiamo fallito? Intanto, che cos'è quella curva che vedete sopra, che l'ho aggiunta adesso? È com'è che la chiamano? L'intensità delle ricerche in Google della parola climate change, cambiamenti climatici. Come vedete, negli ultimi giorni, neanche mesi, c'è stata un'impennata. C'è più attenzione in internet a cercare cosa sono i cambiamenti climatici a seguito del Friday for Future e di quello che ha fatto Greta, che durante i vertici di Copenaghen e di Parigi sul clima. C'è più attenzione di quando sono usciti i rapporti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. E quindi però abbiamo visto che le emissioni finora sono aumentate, quindi io credo che sia legittimo che soprattutto il mondo scientifico si interroghi perché abbiamo fallito, almeno finora, o abbiamo ottenuto risultati palesemente insufficienti. Abbiamo fatto poca educazione ambientale, io le elenco qui così vi invito a riflettere, ho alcune idee, non vi do una sentenza, ma abbiamo sbagliato metodi educativi e formativi, gli scienziati sono stati poco credibili, gli ambientalisti hanno sbagliato qualcosa, è colpa dei negazionisti, cioè di chi ha fatto pressione dicendo che questo problema non esisteva, è colpa dei politici che non hanno avuto coraggio, dice la gente, magari devono decidere i politici dicono è colpa della gente che non lo vuole. Sta di fatto che il vero motivo per cui abbiamo fallito è che sostanzialmente noi siamo delle scimmie, cioè l'essere umano, se riesco a far partire il video, quello che è sotto è un video, questo qui, ecco. Se lo guardate, questa è una scimmia che ho visto in Costa Rica che va a raccogliere una bottiglia, poi la prende, ci gira sopra gli alberi, poi la butta per terra. Le scimmie stanno prendendo i comportamenti sbagliati dell'essere umano. Noi abbiamo un cervello un po' più evoluto della scimmia, ma sostanzialmente è un cervello che cerca probabilmente di sfuggire dei problemi che sono scomodi, che forse sono più grossi di noi. Tant'è che siamo scimmie e l'ultima volta che i gas serra in atmosfera erano più alti di oggi è stata fra 190 e 290 parti per milione, 190 qua c'era il ghiaccio, 290 si sta discretamente, a 410 qui c'era l'acqua. Siamo a 70 metri sul livello del mare, forse anche qualcosa di più. Ecco, allora forse qua si andava in spiaggia. E non c'era l'Homo sapiens, ma c'erano gli Australopithecus, quindi eravamo decisamente scimmie.
Numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale è dovuta alla grande concentrazione di gas serra. La Laudato Si è riuscita a essere molto più comunicativa delle fasi dell'IPCC. Questo è un altro problema, è un altro dei motivi per cui abbiamo, fra virgolette, fallito. Proprio il giorno del Fight for Future, ho chiesto ai presenti, erano principalmente ragazzi di terza media, però c'erano alcuni insegnanti, se avevano un pacchetto di sigarette. E qualcuno me l'ha dato, era un insegnante, e proprio c'era scritto sopra: il fumo aumenta il rischio di impotenza. E gli ho detto, ecco, un metodo per far capire il rischio sarebbe scrivere sulle pompe di carburante un avviso che l'uso dei combustibili fossili può aumentare il rischio di impotenza, perché è vero, anche i cambiamenti climatici possono causare questi problemi. Ci sono alcuni studi, non so chi ha fatto l'indagine a campione, che hanno stabilito che a seguito dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento atmosferico, sta diminuendo la lunghezza del pene. Quindi evidentemente potrebbe essere un metodo per, diciamo così, dare un motivo di accettare i cambiamenti e soprattutto di agire, quindi mettere sui cambiamenti, sui distributori di benzina un'etichetta di questo tipo: nuoce gravemente al clima e all'ambiente, può causare guerre, ondate di caldo, scioglimento di ghiacciai, eccetera, eccetera. E sopra ho citato di nuovo la Laudato Si. Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti, il carbone, ma anche il petrolio e il gas, deve essere sostituita rapidamente e senza indugio, quella che si chiama decarbonizzazione. Perché? Perché la Terra si scalda. Da almeno 2000 anni non si viveva un periodo caldo come quello attuale. Questi sono dati indiretti, qualcuno si può chiedere: 2000 anni fa non esistevano i termometri, ma esistono e conserviamo conchiglie fossili, anelli degli alberi, bollicine d'aria intrappolate nei ghiacciai montani o nei ghiacci artici e antartici, che ci dicono appunto come dati indiretti che da almeno 2000 anni non c'era un periodo caldo come questo, ma molto probabilmente anche da molto di più. Più caldo, più energia, più fenomeni intensi. A causa del riscaldamento globale, sulla superficie del pianeta c'è un surplus, uno sbilancio energetico di circa 2 watt su metro quadro. In pratica è come se scoppiassero 4 bombe atomiche al secondo. Più energia a disposizione, più caldo, significa che ci si aspetta che nevichi meno, che faccia meno freddo, ma non farà sempre caldo, e la variazione dei ghiacci artici marini al Polo Nord varia le correnti atmosferiche, e questo significa che in un pianeta più caldo possono diventare più frequenti le ondate di freddo. Ondate di freddo dove, quando nevica, dopo magari tempo che non nevica, può nevicare anche molto forte. Cosa possiamo aspettarci sempre più spesso? Beh, intanto diciamo già che cosa avviene sempre più spesso. Alluvioni. Sta sul cuscotto! In futuro potremo aspettarci sempre di più situazioni di questo genere e anche fenomeni a sorpresa o cui non siamo abituati. Tornado, trombe d'aria ripetute, a nevicate paralizzanti che si concretizzano per esempio in blocchi della circolazione stradale e prolungati blackout, a piogge intense. Pensiamo all'alluvione del fiume Secchia. Al di là delle cause della rottura dell'argine avvenuta nel mese di gennaio, quando le ondate di piena nei fiumi sono poche frequenti, e il fenomeno inconsueto è stato che l'acqua del fiume Secchia è arrivata nel paese di Bonporto, che si trova sulle rive del Panaro. Cosa significa, cosa implicherà questo nel medio e lungo periodo? Facciamo un esempio in base alle ondate di caldo. Se adesso abbiamo visto che sta diventando normale, una nuova normalità, trovarsi in stanze
tante temperature di 38-40 gradi nel centro-sud Europa, ma a volte anche nel nord Europa, pensiamo che se il pianeta si scalderà 2 gradi, siccome l'Europa e il Mediterraneo sono una zona fra le più sensibili al riscaldamento globale, potrebbe essere normale trovarci temperature di 43, 44, 45 gradi nella seconda parte del XXI secolo. Se il pianeta si scaldasse invece di 4-5 gradi, se non fossimo in grado di limitare il riscaldamento globale entro i 2 gradi, potremmo trovarci temperature invivibili, non stiamo neanche a quantificarle. Potremmo trovarci situazioni per cui già oggi le città del centro-sud Europa a volte hanno temperature più alte di quello che un tempo avveniva, per esempio in Egitto, andremo fuori dalla possibilità di adattarci. Questo contesto di fenomeni sta diventando letteralmente una nuova normalità. Le piogge medie nel centro-sud Europa, in particolare nel Mediterraneo, dovrebbero calare leggermente, ma con una variazione di distribuzione. Meno piogge deboli, più piogge intense, quindi pioverebbe meno, con più caldo ci sarebbe più aridità e più siccità, ma quando arrivano le piogge potranno essere ancora più intense di quello che avviene oggi. Questo è valido sia per le piogge estese, diffuse, che portano alluvioni diffuse e di grande portata, sia per i singoli fenomeni temporaleschi dove le evidenze e i calcoli sono molto più difficili, ma anche qua possiamo aspettarci che i temporali, quando ci saranno, con più energia a disposizione, potrebbero essere più intensi di quello che avviene oggi. E proprio lunedì, quando è passato l'ultimo fronte freddo, nel nord-est, qui non so in queste zone, però sì, mi dicevate che anche qua c'è stato danni da vento, così, in Romagna nuovamente alberi caduti, alberi sradicati, eccetera, eccetera. E se ce ne accorgiamo bene, questa è letteralmente una nuova normalità, perché stiamo uscendo da questa fascia, diciamo, di temperatura lì sotto quella zona in fucsia, che è una variazione in tutto di meno di 1 grado, in mezzo grado in più o in meno di quello che è il clima più o meno medio degli ultimi 10-15 mila anni, ed è la fascia in cui si è sviluppata la civiltà umana. Al di sotto non c'era la civiltà umana perché il clima era troppo freddo. Non a caso le prime civiltà si sono sviluppate nell'attuale Medio Oriente perché nell'Europa era ancora freddo. Al di sopra andiamo in un territorio sconosciuto, un territorio dove l'inazione ci porta in una zona che la Banca Mondiale definisce incompatibile con la civilizzazione. Non siamo proprio all'inazione, a circa 4 gradi, ma poco di meno, siamo lì vicino. Stare dentro a 1,5 gradi, i 2 dell'accordo di Parigi sul clima, che è un confine fra il pericoloso e il catastrofico, non è un obiettivo sicuro, richiede drastiche azioni. Perché? Perché anche nel video lì parlavo molto dei 2 gradi, ma qualche mese fa è uscito questo documento importante, sempre dell'IPCC, è un rapporto speciale sugli scenari e i percorsi di riduzione per stare dentro un obiettivo di limitare le temperature entro 1,5 gradi di aumento massimo rispetto all'era preindustriale. Quindi sostanzialmente abbiamo quasi già fatto 1 grado, abbiamo solo mezzo grado da giocarci. E io ho fatto il revisore di questo documento, gli ho detto che quel grafico là che è contenuto dentro e che è nel rapporto anche nel riassunto per i politici, fra le note che ho mandato, è troppo complicato. È un grafico tecnico, va bene per noi nel mondo scientifico, ma non è comunicativo e non è chiaro. Bisogna renderli molto più leggibili, anche la scienza deve essere molto più leggibile. I dati li abbiamo chiari, vedete 1,5 gradi, l'Italia si sta già scaldando di più, è già fuori da 1 grado di aumento delle temperature. L'Italia si è scaldata già di 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale e il nord Italia ulteriormente di più. Il nostro osservatorio di Modena, che vi anticipo che peraltro il 17 di aprile ci sarà l'inaugurazione dei locali restaurati dell'osservatorio, che Andrea ha visto spesso, che gli amici qui che sono venuti, che saluto, che mi conoscono e che sono venuti a fare manutenzione delle nostre stazioni meteo, conoscono bene. Ci sarà l'inaugurazione dei locali restaurati. Lì misuriamo i dati dal 1830 e noi abbiamo un riscaldamento che è di circa 1,8 gradi rispetto all'era preindustriale,
con in particolare un netto aumento dei numeri di giorni caldi. Se adesso ci fosse un'estate con meno di 20 giorni oltre 30 gradi, assisteremmo a dei suicidi di massa degli operatori turistici, dicendo l'estate è mancata. Nel libro che sto leggendo adesso, Il mondo che cambia i giovani, di Valentino Piana e altri autori, che me l'ha spedito dalla Svizzera in omaggio e che è stato fermato alla dogana e ho dovuto spendere 2,61 € di IVA più 24 di sdoganamento e compilare dei documenti per leggere un libro. E poi nel modulo doganale la burocrazia è anche un costo di emissioni di gas serra. C'è scritto che dichiaravo che questo libro qua, questo oggetto che arrivava, non proveniva dalla Corea del Nord o dall'Iran, non verrà utilizzato per tortura, non contiene peli di cane o gatto, non contiene derivati della foca e non contiene prodotti che hanno gas serra fluoranti. Che cosa sono i gas serra fluorati? Sono tutta una serie di nuovi gas inventati dall'uomo che hanno un danno di 20, 30, 100.000 volte maggiore per ogni chilogrammo della CO2. Cioè, cosa significa? Un chilo di quei gas fa i danni di 200 tonnellate di CO2. Sono dei gas che non esistevano in natura, sono normati dal protocollo di Kyoto e dall'accordo di Parigi sul clima. Bene, in questo libro qua c'era scritto cosa mi rifacevo. A proposito, ecco, delle estati, diceva proprio la distorsione, questo è il problema della nostra società, la distorsione del sistema. Le estati si allungano, adesso abbiamo 70-80 giorni e oltre i 30 gradi e gli operatori turistici che cosa hanno chiesto? Di posticipare l'inizio della scuola. Cioè l'interesse economico passa sopra al bene collettivo della formazione e dell'educazione. Se non usciamo da queste distorsioni della nostra società non veniamo fuori neanche dai cambiamenti climatici. Per carità, io sono anche un turista anch'io, comprendo i problemi di tutti, però non si può dire rimandiamo all'inizio della scuola perché così andiamo di più al mare. Anche perché un amico che tra l'altro è appassionato meteo, che è anche bagnino, quindi gestisce uno stabilimento balneare, mi ha detto ma sai che oltretutto le ondate di caldo precoce ci danneggiano in realtà, perché vengono al mare prima, vengono in maggio, magari vengono in maggio quando prima non venivano, ma dopo abbiamo vuoto in luglio perché sono già venuti, hanno già speso i soldi. Quindi alla fine siamo sempre lì alla limitatezza delle risorse e allo spostarsi verso un clima che è una nuova normalità, condizioni che causano dei danni da maggior consumo energetico, da problemi della salute, con cui dobbiamo fare i conti. E stare dentro questo grado e mezzo non è una missione impossibile, ma è molto impegnativa. Abbiamo poche possibilità di riuscirci, ma dobbiamo giocarle tutte. Perché, per esempio, fra 1,5 gradi e 2 cambia enormemente la fascia di rischio per l'aumento degli eventi meteo estremi. Fra 1,5 gradi e 2 cambia che il numero di popolazione globale esposta alle ondate di caldo calerebbe, se stiamo a 1,5 gradi anziché ai 2, a 2 gradi avremo il 37% della popolazione globale esposta ogni 5 anni a ondate di caldo estremo come la nostra del 2003, a 1,5 gradi sarebbe una volta ogni 20 anni. Quindi si avrebbe una miglior gestione dell'inevitabile. Per stare dentro 1,5 gradi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare le emissioni di gas serra a zero entro il 2050, quindi non parliamo più di riduzione dei gas serra, di portarle a zero, e non è sufficiente, dobbiamo anche rimuovere della CO2 dall'atmosfera, perché ormai non è nemmeno sufficiente abbandonare i combustibili fossili per stare dentro all'obiettivo dell'accordo di Parigi sul clima. Quindi un impegno molto grosso in cui i prossimi 12 anni sono cruciali, perché se continuiamo al ritmo attuale il 1,5 gradi di questo obiettivo molto ambizioso, molto difficile, verrebbe raggiunto già attorno al 2030-2035. Sono passati 3 anni da questo accordo di Parigi sul clima e notizia anche di oggi, a conferma che già, sempre cito di nuovo il Santo Padre, le emissioni di gas serra globali sono in aumento. Principalmente è vero da parte di India, Cina, ma anche Stati Uniti, in misura minore dell'Unione Europea, ma vedrete che sono aumentate anche in Italia. E le cose sono diverse. In Italia il problema maggiore non è più l'elettricità, che
ha una fetta abbastanza buona da fonti rinnovabili, ci sarebbe da guardarci nel dettaglio, però non siamo al disastro assoluto, ma il problema maggiore in Italia adesso sono gli edifici residenziali, commerciali e industriali e i trasporti. Questi due settori stanno vedendo ogni anno un aumento delle emissioni e i trasporti lo stanno vedendo nonostante che gli inverni sono più miti del passato. Questo accordo di Parigi sul clima prevede un obiettivo di stabilizzare, di mantenere l'aumento delle temperature globali ben al di sotto di 2 gradi rispetto all'era preindustriale, cercando di stare possibilmente entro 1,5 gradi. È un accordo diverso, ha un approccio dal basso verso l'alto. Quindi, a differenza di Kyoto, che aveva degli obiettivi negoziati a tavolino per ogni nazione, aveva dei meccanismi di controllo, aveva dei meccanismi anche piuttosto rigidi, l'accordo di Parigi sul clima è un accordo che da un certo punto di vista lascia i paesi, fra virgolette, più liberi, ma li mette di fronte alla loro responsabilità. Sostanzialmente l'accordo di Parigi ha l'obiettivo, e l'accordo di Parigi è anche una legge dell'Italia e di 180 paesi nel mondo, compreso gli Stati Uniti, ha questo obiettivo comune. Gli impegni sono degli impegni che sono stati presi a latere, cioè sono stati recepiti dicendo accettiamo quello che hanno detto i vari paesi. E quindi le cose positive sono varie. L'accordo di Parigi sul clima, stipulato nel 2015, al 2016 era già stato firmato da un numero sufficiente di paesi ed è entrato in vigore a fine 2016. L'accordo di Parigi sul clima vede tutti i paesi del mondo che hanno presentato impegni. Li hanno presentati in un modo non omogeneo, cioè mentre Kyoto aveva un anno di riferimento e un anno obiettivo, l'accordo di Parigi sul clima ha detto ai paesi presentate i vostri impegni e ogni paese li ha presentati in modo diverso. La cosa positiva è che tutti li hanno presentati, la cosa negativa è che gli impegni presentati sono ampiamente insufficienti. E quindi qui c'è anche una certa discussione fra, diciamo così, un successo o un fallimento. Ma che cosa dovremmo fare per rispettare l'accordo di Parigi sul clima, per stare in questi obiettivi? Cose molto semplici. Ogni 10 anni dimezzare le emissioni di gas serra, ogni 5-7 anni raddoppiare le fonti energetiche rinnovabili, una cosa molto popolare, mettere una tassa molto forte sulla benzina, sul petrolio, sul carbone e sul gas. Ma molto forte. $400 a tonnellata di CO2 significa aumentare la benzina, credo, di 40 centesimi al litro. O forse di più, che non siano anche 4 euro. Per la prossima conferenza faccio il compitino di farne il conto. È possibile arrivarci, però chiaramente è un impegno che esula da quello che era quello che poteva fare il singolo. Arrivare a questa decarbonizzazione è un impegno molto grosso, è una sfida molto grossa dell'umanità, che però appunto esula dalle piccole scelte individuali. La classica educazione ambientale faceva riferimento principalmente a quelle cose lì sulla sinistra. Fai il bucato a 40 gradi anziché 60, fai la raccolta differenziata, usa le lampadine a basso consumo. Ecco, quelle barrettine lì è l'impatto in riduzione delle emissioni di CO2. Poi è quantificato in numeri, ma poco importa, vedete le cose relative. Quelle che sono molto basse, hanno un impatto molto basso o moderato. Le azioni con alto impatto, quasi mai scritte o dette nell'educazione ambientale, partono a vivere senza automobile, non prendere l'aereo e poi vai su cose che vanno contro a quello che è sia convinzioni religiose, sia economiche, sia anche culturali, cioè che la popolazione deve crescere, cioè che se calano gli abitanti in un paese o nel mondo è una notizia negativa e lì è l'impatto di aggiungere un abitante, cioè una persona in più, un nato in più nella popolazione globale, cioè affrontare il tema spinoso che siamo in 7 miliardi e consumiamo molto, con tutto quello che implica. Quindi servono dei cambiamenti che in 12 anni, ecco questo video non sono riuscito a scaricarlo, ma lo potete vedere nel sito della BBC, è un link un po' lungo, magari vi lascio a disposizione poi la presentazione, sono esempi di grandi cambiamenti che ha fatto l'umanità in 10 anni. Il più lampante è quello che avvenne
durante la seconda guerra mondiale. In 5 anni tutte le industrie si riconvertivano, ahimè, per produrre armamenti. In 10 anni dovremmo convertire tutte le industrie che fanno cose nocive per l'ambiente in cose che sono positive per l'ambiente e che avrebbero anche un impatto di un cambiamento economico totale. E questo si scontra con quello che è il classico pensiero a breve termine. Un'azione come quella di Donald Trump o di altre o di Bolsonaro in Brasile, nel breve termine potrebbero anche dargli dei vantaggi ai loro paesi. Nel lungo termine sono devastanti. Non a caso si comincia a mettere in discussione se la democrazia, almeno nella forma che la esercitiamo noi, sia in grado di affrontare questi problemi, perché il pensiero a breve termine ha portato a questa situazione in cui abbiamo salvato il mondo, tutti contenti alla fine dell'accordo di Parigi sul clima, ma ancora l'obiettivo reale è veramente lontano. Con gli impegni che hanno presentato i paesi del mondo adesso non si arriverebbe ai 5 gradi peggiori, ma a 3,5 gradi, 4 gradi di aumento delle temperature globali. È per questo che dobbiamo, e qua passo alla seconda parte del modulo Attenti al meteo, ecco qui cominciamo a prendere fuori i miei giochini. Questo è arrivato oggi ecco, questo è un mazzo di carte. Dobbiamo iniziare a capire come comportarsi e come evitare di subire i danni degli eventi estremi. Perché che cosa succede? Stiamo letteralmente giocando d'azzardo, giocando a poker d'azzardo con delle carte truccate sul futuro delle giovani generazioni. Questo qua è un mazzo di carte dove dentro ho 2 jolly e se facciamo finta che sia un clima normale, qui ci sono 54 carte, io ne prendo su domani che tempo fa, il jolly è il disastro e non mi è venuto fuori un jolly, ho 2 possibilità su 54 che venga fuori il jolly, cioè il disastro. Se io prendo il mazzo di carte del clima cambiato, faccio un mazzo di carte truccato, ci metto dentro 2 jolly in più, le mischio e poi qua me ne accorgerei perché hanno 2 colori diversi le carte, non ho ancora preparato il kit ma lo farò, la prendo fuori e prendo fuori una carta e mi è venuto fuori proprio il jolly, perché la probabilità di avere un jolly è passata da 2 su 54 a 4 su 54. Ma probabilmente in questo momento della nostra società siamo anche a 8 su 54. Quindi se viene fuori il jolly non sappiamo se è il jolly in più dovuto al cambiamento climatico o se è quello che c'era prima, perché veniva fuori anche prima ogni tanto l'evento tipo Vaia. Però lì ce ne sono 4 anziché 2, quindi è raddoppiato il rischio di avere questi estremi. E noi non siamo ancora resilienti di fronte a questi eventi. Parliamo sempre della sostenibilità, ma la resilienza è una cosa diversa. La sostenibilità è la raccolta differenziata, il biologico, la bioplastica, l'auto elettrica, la caldaia a condensazione, altri esempi. La resilienza è riuso e rifiuti zero, produzioni locali, ridare spazio al fiume, eliminare il monouso, quindi come siamo lì. Non sostituire la plastica con la bioplastica. Sì, è meglio, si degrada in 1 anno anziché in 1000 anni, però in 1 anno può finire lo stesso in bocca a una tartaruga. Molto meglio, ecco, questo è resiliente, e via dicendo. Ma la resilienza è anche sapere resistere e comportarsi di fronte a questi eventi estremi, cioè passare quasi a un concetto di deep adaptation, adattamento profondo. C'è qualcuno anche, sto leggendo tutto il documento, che comincia a stilare dei documenti dicendo non siamo più a tempo, non perdiamo tempo a cambiare il mondo da combustibili fossili e fonti rinnovabili perché tanto non ce la facciamo, concentriamo tutti i nostri sforzi sulla resilienza, sull'adattamento, anticipare, organizzarsi, adattarsi, proteggersi. Anche questa è un'altra fase. È troppo tardi per lo sviluppo sostenibile, io ci ho aggiunto punto interrogativo però, dobbiamo mettere enfasi sulla resilienza del sistema. E qui passo a un video che è fatto dall'amico Cristiano Bottone
che ci spiega un pochino come reagiamo di fronte agli eventi meteo estremi e come invece dovremmo reagire. Come ci ha già spiegato Luca, un pianeta più caldo vuol dire assistere già oggi ad eventi meteo più intensi, eventi ai quali non siamo preparati e in futuro le cose potrebbero anche peggiorare. Forse non ce ne rendiamo conto, ma la cultura meteorologica è parte integrante della nostra educazione. Impariamo fin da bambini come comportarci quando piove, quando è molto caldo o durante un temporale. Così, chi nasce nella pianura padana, ad esempio, è perfettamente abituato alla nebbia, sa come comportarsi quando la nebbia arriva. Chi nasce a Venezia conosce l'acqua alta, chi nasce ai Caraibi ha esperienza di uragani, e via dicendo. Oggi il nostro problema è che il riscaldamento globale fa comparire nel luogo in cui viviamo fenomeni completamente sconosciuti o molto rari. Sono eventi che non conosciamo. Perciò non sappiamo come difenderci, non sappiamo valutarne la pericolosità, non abbiamo sviluppato quel naturale buonsenso che può aiutarci a reagire in modo corretto. Ora vedremo assieme alcuni filmati di eventi di grande intensità. Sono ovviamente girati in modo amatoriale, da chi si trovava sul posto, ma sono importanti per cominciare a conoscere questi fenomeni e ci mostrano quanto siamo impreparati. È chiaro che con il senno di poi tutto è più facile, ma proprio per questo ci serve un minimo di preparazione. Così, se dovesse capitare a noi, avremmo meno probabilità di agire in modo sbagliato. In questo primo filmato vediamo una tromba d'aria. Possiamo chiamarla anche tornado. Buonasera, vicina a school! Chi sta effettuando le riprese nota che il tornado è vicino alla scuola, ma si preoccupa anche della sua auto. Quella del salvare l'auto è una pericolosa tentazione che rivedremo spesso anche in altri filmati. Oh, un uragano, Li sentiamo dire è proprio un uragano. Certo è un dettaglio, ma un uragano e una tromba d'aria sono fenomeni completamente diversi. I protagonisti di questa scena si chiedono ripetutamente che fare. Infatti non lo sanno. È probabilmente la prima volta che vedono una cosa del genere e non sanno come reagire. Fino a qui non sembrano essersi resi conto che chi è vicino alla tromba d'aria è davvero in pericolo. Sì, va, mi andiamo! Poi passano all'azione. Vediamo, macchina, mettila dentro! Pensano a proteggere le auto. Oh, i bambini a scuola! E poi si ricordano dei bambini a scuola. Vai dentro, vai dalla nonna, chiudi da tutte le parti, dai! Quando il tornado si avvicina, cominciano a rendersi meglio conto della violenza e del rischio che stanno correndo. Hanno perso molto tempo, però. Fuggi, Andrei! Fuggi! Fuggi per soda! Vai! Vai! Oh, tutto salare, la piccina a scuola! Ora il pensiero dei bambini a scuola diventa angosciante. Notate i detriti in volo e le lamiere che arrivano nel parcheggio. Ma vediamo un'altra situazione simile. Un padre e una figlia in auto incrociano una tromba d'aria. Guarda via! Sì, sto filmando, Dio! Papi! Come vedete, non interrompono il loro percorso. Non capiscono a cosa vanno incontro. Solo quando sono ormai dentro il raggio d'azione del tornado si rendono conto dell'effettivo pericolo. No, papi, sei fermo!
dietro! E se casca che l'otto che si ferma. Dai che forse va. È difficile capire la forza di uno di questi eventi guardandolo da lontano, ma cosa succede quando ci si finisce proprio dentro? Siamo in una stazione di servizio e queste sono le riprese delle telecamere di sicurezza. Queste scene sono molto utili per capire cosa succede all'interno e all'esterno dell'edificio. Le telecamere cominciano ad essere scosse dal vento. Gli oggetti cominciano a volare. Le raffiche sono così forti da strappare la pompa più esposta al vento dal suo ancoraggio. Distruggono la pensilina e le telecamere volano via. Ora guardate cosa succede all'interno. E guardate quanto diventano pericolose le strutture distrutte dal vento e tutti gli elementi che non sono ancorati in modo solidissimo. Vediamo ora cosa succede quando il pericolo è l'acqua. Questo torrente impetuoso che state osservando è in realtà il risultato di un'alluvione lampo. Come vedete, non sta nemmeno piovendo. Dove ora vedete l'acqua, normalmente non scorre nessun fiume. La valanga di acqua e fango è apparsa improvvisamente dal nulla. La pioggia è probabilmente caduta lontano, più a monte. La persona che filma sta correndo un bel rischio. Non dovrebbe assolutamente rimanere lì. Le alluvioni lampo sono particolarmente pericolose per la loro velocità e per il fatto che tendiamo costantemente a sottovalutare la forza dell'acqua. In queste scene ci ritroviamo nuovamente con il problema di salvare l'auto. Comprensibile, ma non ragionevole quando per farlo si mette a rischio la propria vita. Come vedete, a causa della forza dell'acqua, una persona a poca distanza dal marciapiede sta già rischiando la sua vita. Puta, marica. Ella es una vieja, marica. No, va, con ella la mondá, marica. Ya, te salvó, te salvó. El man, marica. Está el cuero, que está el cuero, marica, que está el cuero del poste. Altri cercano di aiutarlo in modo non adeguato. Anche in questo caso è molto difficile rendersi conto di quanto alto sia il rischio che si sta correndo. Hijo de puta, marica. Tu huepu, ey, marica, se man que vale. Se man que hacía ahí. E se l'acqua da sola è pericolosa, guardate come si presenta un'alluvione lampo quando trascina anche dei detriti. Look at that. That's just a lot of debris. Anche in questo caso, chi sta facendo le riprese è in serio pericolo. L'acqua scorre ai suoi piedi e un livello di piena appena più alto lo avrebbe travolto. Si può avere l'impressione che scappare da questi eventi sia facile, ma non lo è.
La nuova normalità meteorologica può presentarsi anche in altre forme pericolose. Guardate ad esempio queste grandinate. Mamma mia! Spacci me! It's like it's snowing! Facili capire quanto siano pericolose. Meno spettacolari ma certamente preoccupanti possono essere le nevicate prolungate e paralizzanti. Impediscono i rifornimenti, gli spostamenti, rendono difficili i soccorsi. E sul versante opposto, le ondate di calore prolungate in grado di provocare migliaia di morti anche alle nostre latitudini. Basti ricordare quella dell'estate del 2003, che si stima abbia portato a più di 10.000 morti premature nella sola Italia. Grazie. Se avete pazienza ancora 10-15 minuti ci chiacchiera un po' su, poi facciamo la conclusione. Di solito su questa parte ci parliamo anche abbastanza a lungo quando facciamo l'attenti al meteo, dove si salta sostanzialmente la parte che vi ho fatto sul clima, così. Il messaggio che vuole arrivare da questo video e dall'aumento degli eventi estremi, dell'aspetto comportamentale, anzi i messaggi sono 2 o 3. Il primo è di seguire le previsioni meteorologiche e soprattutto gli allerta meteo, senza mai sottovalutarli. Gli allerta meteo li possono emettere solo gli enti istituzionali, per la vostra regione il centro funzionale che fa capo all'ARPA Veneto, per la nostra regione l'Emilia Romagna il centro funzionale che fa capo ad ARPA e Emilia Romagna. Qual è il problema che io credo che vada detto? Non tutto è perfetto, fanno un grande sforzo i nostri colleghi, però il modo in cui sono diffusi, dove si trovano nel sito internet, la grafica del prodotto, il sito internet stesso, a volte anche la corrispondenza fra giallo, arancio e rosso e che cosa significano, adesso sono un po' più uniformate, è diversa da regione a regione. Questo, a mio avviso, non va bene, andrebbe superato, ma dobbiamo farne di necessità virtù. Se io vado in Svizzera, che è federale, l'allerta meteo è uguale dappertutto, una bellissima app che ha gli allerta meteo unici di tutta la Svizzera. Se vado negli Stati Uniti, che sono federali, sono esattamente uguali gli allerta meteo dall'Alaska alle Hawaii fino a Puerto Rico. Poi Puerto Rico l'hanno abbandonato, sappiatelo. Cioè, dopo l'uragano Maria, Puerto Rico è sostanzialmente un paese abbandonato. Deciso gli Stati Uniti, siccome una mezza loro colonia, che praticamente non gli hanno dato aiuti, sono rimasti senza corrente per molto tempo, distrutti il radar meteo, che è uno strumento che, avessimo tempo, magari lo fai la prossima volta, si può imparare, prendere dimestichezza a usarlo. Cioè uno, mentre va a fare l'escursione, ogni tanto dallo smartphone, quando facevo i corsi di meteorologia alpina con il CAI una ventina d'anni fa, questa cosa non la potevamo fare. Era una roba per addetto ai lavori, il radar. Adesso, e quindi gli insegnavo, guarda il barometro, l'altimetro, eccetera. Adesso gli dico, guardati lo smartphone, ricordati che si può scaricare, eccetera, che non dappertutto c'è il segnale, ma ormai c'è praticamente ovunque, l'avevamo quasi ovunque, perfino in Costa Rica, e abituati a usare, guardare il radar meteo. L'altra cosa che deve passare dal video precedente mio sui 2 gradi, cosa significa, e da questo su come ci comportiamo, è che in queste situazioni dobbiamo cercare di avere dal punto di vista cognitivo il senso di percepire quando ci sono delle giornate che eccedono, diciamo così, dallo standard normale. Oggi è una bellissima giornata, problema siccità a parte. Una giornata come lunedì in cui entrava il fronte freddo è una giornata in cui c'è da fare maggiore attenzione e quindi bisogna essere pronti a cambiare i propri programmi, meglio preventivamente, cioè io decido in base all'allerta meteo che alla sera non vado fuori in barca in Adriatico che è previsto a Bora
a 100 all'ora, che poi è stata a 150. Se è previsto l'arrivo del fronte freddo, non vado a camminare in montagna, ma non dico fare scalate, ma anche semplicemente fare una passeggiatina nel sentiero con i ragazzi. E soprattutto devo anche imparare che se lunedì, è stato lunedì pomeriggio, alle 2 del pomeriggio ci sono 22 gradi, non devo dire ai meteorologi, ma è impossibile che stasera venga freddo, venga vento, che adesso c'è bello e caldo. È proprio in quel momento che dobbiamo preoccuparci. Se c'è brutto tempo può solo venire più bello, se c'è bel tempo può solo venire più brutto. E infine, questa è la cosa più difficile, in queste situazioni qua che abbiamo visto nel video, in altre simili che sono venute fuori il giorno della tempesta Vaia, per esempio in Liguria, cercavano di salvare uno stabilimento balneare in una spiaggia che era fin troppo vicino al mare, quindi questi posti qua che hanno concessione edilizia, che sono in regola, che non sono abusivi, è cambiato il territorio e il clima, le condizioni sicure del passato non lo sono più oggi. Uno stabilimento balneare sul mare è un luogo rischioso in certe circostanze. Oggi un sito, non so se l'hai visto, che parla del surf, delle onde, c'era la notizia ripresa da un altro sito, sfortuna, evento proprio fortuito, un fulmine ha colpito un surfista. No, quella non è sfortuna, ahimè. Quello bisogna capire che la spiaggia, quando arrivano i nuvoloni, è un posto bello, affascinante per noi meteorologi da fotografare i fulmini, ma molto pericoloso. E quindi in quella fase lì dobbiamo imparare a riconoscere i segnali che ci dicono che da un momento all'altro possiamo dover passare dalla nostra vita di routine alla gestione dell'emergenza, in cui in questa gestione dell'emergenza il primo soccorritore sono io stesso. Prima che eventualmente arrivi qualcun altro a salvarmi, la prima persona che può salvare me sono io. E prima di salvare gli altri bisogna mettere in sicurezza se stessi, e soprattutto c'è un passaggio in quel video lì che ci dice proprio la mente umana, il siamo scimmie del video precedente. C'è uno poveretto che sta finendo in acqua, uno che lo tiene e non ha una cosa che uno può avere anche in auto, semplicemente una corda, un altro che tiene l'altro, uno arriva lì e che li vuole aiutare e tiene l'ombrello in mano perché stava piovendo. E quindi lui dice: il mio primo pericolo è che mi sto bagnando perché i piedi miei sono all'asciutto, tengo uno lì ma intanto tengo l'ombrello perché così non mi bagno. Cioè, per lui la priorità del pericolo non era la strada allagata, che doveva andarsene via anche lui o aiutarli nel modo opportuno, ma il fatto che si bagnava. E questo è un fatto comportamentale, cognitivo, che se io prendo fuori i kit delle robe che potremmo tenerci in casa o in zaino piccoline, perché qui c'ho tanta roba, qui c'ho il bicchiere, ma tu l'avevi già. Già in questa bustina qua, ce n'è anche di più, perché ne ho messi anche di più, c'è anche della roba che non serve, ci sono 3 o 4 cose che uno può avere in casa, nello zaino, in auto, molto facilmente. La prima, che quasi nessuno ci pensa, è la coperta termica. Penso che al CAI lo dite, ma coperta termica double face, quindi può riparare dal freddo ma anche dal caldo. Adesso si trovano a 2 euro, è consumistico, c'è la plastica, ma siete autorizzati a comprarne 4 o 5, una in casa o anche 2, 1 o 2 in auto, una nello zaino, e l'avete con voi e può servire in qualsiasi momento, può cavare anche da situazioni, anche, certo ce ne sono delle più robuste, più belle così, ricordatevi, non la apro, che non è inisfuga, quindi se c'è l'incendio mentre dovete scappare, non tenetela addosso perché diventate una torcia umana. Altra cosetta, dove è finito? Eccolo qua in fondo, il fischietto, perché se siete isolati, dovete essere soccorsi, vi siete fatti male, è capitato al papà di un mio amico che si è fatto male in campagna, è rimasto in campagna per ore, gridava, nessuno lo sentiva e aveva finito la voce. Il fischietto vi aiuta molto di più, meglio quelli di tipo nautico senza pallina.
giochino che uno se lo mette in tasca, ce l'avevo anche in aereo, infatti non a caso anche nei giubbotti salvagente ce l'avevo sempre con me anche in giro in Costa Rica, ce l'ho quasi con me ovunque. Poi possiamo passare a cose un pochino più, non dico da Rambo, ma che adesso si trovano. Ecco, questo qua, anche questo sui noti siti di e-commerce, è un purificatore d'acqua con 2 filtri, uno meccanico, non mi ricordo che diametro, e uno a carboni attivi. Certo, meglio avere l'acqua purificata in bottiglia controllata, eccetera, ma in situazioni di emergenza in cui non avete altro può essere una forma di aiuto, una forma che... e sono da prendere e da cominciare a guardare nelle istruzioni come funzionano prima dell'emergenza. Il fischietto si sa come si usa, questo qua uno se lo deve un pochino prendere pratica. Poi qua ho i repli anche distribuiscono le varie protezioni civili, che uno se li può sempre leggere. Certo che le cose lunghe lette così non restano bene in testa come dei video, e ce ne sono vari, se ne trovano un sacco poi in YouTube. Poi i cellulari si scaricano. Quando c'è stata l'alluvione a Modena, vi racconto questo aneddoto, l'alluvione a Modena è stato un fatto inimmaginabile. Perché? Perché hanno costruito delle opere idrauliche negli anni 70-80 che hanno funzionato molto bene, ma che hanno fatto passare come se si azzerasse il rischio. Cioè proprio dagli anni 80 per i modenesi le alluvioni non ci verranno più. Il secchia non esonderà più perché ci sono le casse d'espansione. Si è rotto un argine, probabilmente a causa di tane di animali, lavoro di ricerca del mio collega professor Orlandini. Le piogge a gennaio non dovevano essere così intense, tutta una serie di concause. Si è rotto l'argine, l'acqua è arrivata fino a fianco dell'argine dell'altro fiume del Panaro, cosa che non era in nessun scenario di mappe di allagabilità, ma che i geologi sapevano. Quindi una cosa che uno non si aspetta, abita di fianco a un fiume e gli arriva l'acqua dell'altro fiume. Notate che, bene, questi paesi sono rimasti isolati, sommersi d'acqua per 5-7 giorni, ci ha messo a ritirarsi. State brutte anche le vostre, ma credo che sia stata una delle peggiori italiane, perché proprio lì erano paludi e quindi il fiume aveva ripreso i suoi spazi, semplicemente, e le persone che erano in casa avevano di che mangiare, se la cavavano, avevano il cellulare scarico. Io non potevo vedere le foto in Facebook di che cosa stava succedendo lì. Quindi c'è stato un giorno, c'è la scena che girava nei telegiornali locali che era incredibile, i vigili del fuoco con un gommone hanno fatto il giro delle case, hanno preso i cellulari, sono andati nel centro della protezione civile, li hanno caricati e le sera li hanno riportati. Ecco, questo affarino qua mi è arrivato proprio stamattina, si apre dall'altra parte, è un giochino fenomenale. Ne avevo un altro, ma ormai l'obsolescenza programmata ha colpito anche questo. È intanto una radio d'emergenza, perché la radio può trasmettere e si può ascoltare sempre. Il cellulare è una rete che è meno resiliente. Quando c'è stata l'alluvione a Parma, si è allagata la centrale del principale gestore, di uno dei 2 grandi gestori, perché era di fianco al fiume con gli apparati in un sotterraneo. Ecco, questa centrale telefonica, durante un'emergenza, si è allagata, non è che sono andati fuori i servizi di telefonini a Parma o in quel quartiere lì, sono andati fuori i servizi di telefonini della TIM da Piacenza fino a Bologna, perché era la centrale telefonica principale dell'Emilia occidentale. E quindi uno come faceva a sentire l'emergenza? Buonanotte, un saluto a tutti voi che state scrivendo appunto al 340-220-1212. Una radio in cui sente che cosa succede. Questo tra l'altro ha anche la banda del Weather Band, della NOAA Radio, che in Italia non c'è, ma negli Stati Uniti c'è una banda in VHF dove ci sono dei canali che trasmettono bollettini meteo radiofonici, perché in barca, per esempio, non è detto che si senta il cellulare. Ovviamente in Italia qui non sentite nulla o sentite qualche mezzo di soccorso o qualche cosa, perché è su 160 MHz. Poi questa si carica con un pannellino solare, si ricarica con il caricabatterie, si carica con la manovella, tenendo presente che a differenza di quello che dice qua, è il contrario, 20 minuti di girare ti danno 1 minuto di autonomia, perché l'energia non è una roba semplice, ecco. E poi c'è la torcia, quindi c'è un po' di tutto, e poi fa anche da power bank, puoi anche ricaricare il cellulare.
Quindi sono giochini che uno si può tenere e può cercare così di aumentare la propria resilienza. Andiamo avanti verso la fine e alla luce di questo la resilienza io la declino in questo concetto: internet e galline. Un mondo del futuro in cui si cercano di riscoprire i valori del passato, le saggezze del passato, e in cui continuiamo a usare le cose buone che abbiamo prodotto di questi tempi. Non potremo mai autoprodurci un tablet, ma non c'è ragione per cui dobbiamo prendere le uova che vengono da 2000 km, si potrebbe fare qualche battuta sulle arance che vanno in Cina o viceversa sulle arance della Spagna che vengono qua. Si potrebbe pensare molto a questo sistema che veramente è una distorsione totale. E pensando a uno dei problemi principali che hanno tutte le località italiane dove ci sono delle scuole, che è l'accompagnamento a scuola dei ragazzi che o poverini nevica, riscoprire come andavano a scuola i nostri, qui neanche nonni, forse erano la generazione dei miei genitori. I ragazzi del Fondo Barletta e di altri di Castellino, una frazione di Guiglia sperduta fra le sassose colline del Modenese, sono autentici benemeriti della scuola. Essi, per arrivare a Guiglia, dove esiste un istituto scolastico, debbono attraversare il Panaro e poiché in quel punto nessun ponte unisce le due rive, i bravi ragazzi e le volonterose ragazzine agganciano una sorta di carrucola ad una corda d'acciaio tesa sul fiume e senza nessuna paura, così, sospesi nel vuoto, attraversano il corso d'acqua. Questa cerimonia spericolata si ripete 2 volte ogni giorno, la mattina presto prima dell'inizio delle lezioni e quando esse sono terminate. Gli scolari affrontano la traversata come se partecipassero ad un gioco, ma presto sarà costruito un ponte e allora gli scolari del Fondo Barletta e del Castellino non dovranno più agganciarsi alla fune d'acciaio e rimanere sospesi per alcuni minuti nel vuoto. Sono diventati bravissimi e vanno citati per il loro veramente commovente amore per il sapere. Non siamo nell'Ottocento, ma siamo negli anni 60. E andiamo alla conclusione. Annunci, meteobufale, nevicate, cicloni, vortice polare e pezzi. Le previsioni però, come vi ho detto, sono uno strumento fondamentale anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ed è per questo che, per distinguere un po' fra le fonti della meteorologia amatoriale, commerciale, eccetera, ci stiamo attivando molto. Che cos'è il meteorologo? C'è un documento ben preciso che lo dice dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, dove o quali sono i meteorologi che hanno un, fra virgolette, bollino di qualità. Per esempio abbiamo 2 forme, c'è una lista nazionale dei meteorologi, tecnici meteorologi che hanno la certificazione delle competenze professionali, un'iniziativa nata alcuni anni fa, e novità di questo mese, da poche settimane, c'è la prima e unica associazione professionale ai sensi della legge 4/2013, delle libere professioni non regolamentate. Sostanzialmente è un albo volontario di meteorologi e tecnici meteorologi professionisti che hanno ritenuto di iscriversi in questo organismo che cerca di tutelare la categoria, ma che, secondo gli scopi della legge 4, ha anche lo scopo della tutela del cittadino consumatore. Quindi chi si sente, fra virgolette, danneggiato da una previsione meteo può rivolgersi a uno sportello al cittadino che questi tipi di associazioni devono avere e istituire, e che anche la nostra ce l'ha già di fatto attraverso il COLAP, cioè l'organismo che coordina le varie associazioni professionali delle professioni non regolamentate. Ovviamente uno può continuare, ci saranno ancora moltissimi siti internet che fanno previsioni e che non hanno questi requisiti. Dico subito che da un punto di vista di legislativo non fanno nulla di male, perché ahimè, lo sappiamo, in Italia non c'è nessuna legge che impedisce a qualcuno di chiamarsi meteorologo. Uno non si può chiamare geologo o biologo se non ha un titolo. In Italia al momento la situazione è questa. Questa è l'unica forma che c'è al momento di riconoscimento formale, in attesa che miglioriamo la nostra situazione e che soprattutto vengano istituite delle nuove lauree in meteorologia e che parta l'agenzia di meteorologia italiana che si chiama Italia Meteo, che è stata istituita alcuni anni fa. Vi offro quindi le mie provvisioni partendo dalla cartina prevista per la giornata di domenica, e per la giornata di domenica abbiamo del maltempo anticiclonico.
Non è qua un nostro collega, poi ti dico magari chi è, ma non facciamo i nerd. Usare il termine maltempo anticiclonico non è fare della cattiva divulgazione, è un anticiclone, c'è il sole, non piove, c'è bisogno di pioggia. Non tiriamoci la zappa sui piedi, non esageriamo. Però si vede che c'è l'anticiclone sull'Inghilterra e che c'è un fronte freddo che inizia ad abbassarsi, inizia un po' ad abbassarsi di latitudine e c'è l'aria fredda che inizia a scendere dalle zone polari verso l'Europa centrale. Questa è una giornata di domenica in cui praticamente non ci saranno piogge lungo l'Italia, non sarà molto freddo, non sarà caldissimo, ma sarà, diciamo così, non sarà un caldo da maggio, ma senz'altro da fine aprile. Guardando qualche giorno dopo, verso la giornata di martedì, l'alta pressione tende a spostarsi più a nord, quindi l'alta pressione che vedevamo prima sull'Europa centrale sposta il suo massimo sull'Atlantico, si estende verso l'Islanda e verso la Groenlandia e l'aria fredda inizia sempre di più ad avvicinarsi e le ultime mappe che ho visto prima di venire qua confermano che dopo una domenica di bel tempo, e io ve la do sull'Emilia Romagna, che è il nostro sito Emilia Romagna Meteo, verso metà settimana, e qua siamo attorno a mercoledì, torneranno nevicate e potrebbe essere, fra mercoledì e giovedì, la nevicata più abbondante dall'inizio dell'inverno. Non torna l'inverno, ma arriva aprile, succede spesso nel mese di aprile, con nevicate a quote relativamente basse anche sull'Appennino, con piogge temporali, ancora sembra in quest'ultimo scenario qua, saltato il nord-ovest, che è la zona dove c'è più bisogno di pioggia. Andiamo verso la fine. Abbiamo 3 transizioni che ci possono salvare. La prima è passare da combustibili fossili a energie rinnovabili e in tempi molto veloci. La seconda da economia lineare a economia circolare e anche questo in tempi molto veloci. La terza è da consumismo a sobrietà e anche questa è una cosa su cui vi invito a riflettere quale di queste secondo voi è la più difficile e per giungere alla conclusione vi inviterei ad alzarvi in piedi e fare un esercizio di ginnastica del cambiamento, di quello che bisogna fare per affrontare i cambiamenti climatici e per evitare che il clima cambia dobbiamo cambiare noi stessi. Se cortesemente chi ha voglia di fare questo gioco si alza in piedi, vi faccio fare un giochino che dura 2-3 minuti, che ha inventato questo signore qua, che poi possiamo dirvi chi è. Avete già capito tutto. Allora incrociate le braccia e guardate quale polso avete sopra, guardatelo bene, pensateci bene, poi vedete anche come si riescono a influenzare le masse. Voi state facendo quello che dico io e ancora prima di fare quello che vi dico io avete fatto quello che avete visto in quella fotografia. Quindi il cambiamento viene dal basso, perché noi dobbiamo cercare di guidare chi è lì, ma chi è lì guida chi è dal basso. Quindi adesso avete memorizzato che polso avete sopra, mettete le braccia giù, aspettiamo 5 secondi, tornate a incrociare le braccia e a guardare quale polso avete sopra. Adesso facciamo un po' di statistiche, alzi la mano chi aveva sopra in entrambi i casi il polso destro, alzi la mano chi aveva sopra il polso sinistro, alzi la mano chi fra il primo e il secondo esperimento ha cambiato polso. Ecco, come vedete abbiamo una statistica, il destro e il sinistro non hanno un'importanza statistica, chi ha fatto il cambio, ecco, quelle persone se lo tengono bene a mente perché hanno già capito tutto. Perché adesso vi faccio provare a incrociare le braccia al contrario di quello a cui siete abituati. Quindi se avete sopra il polso destro, mettete sopra il polso sinistro. Vedo degli esercizi di ginnastica un po' strani e potete sedere perché a questo punto avrete capito 3 cose che valgono anche per il cambiamento. La prima, che è possibile. Abbiamo delle abitudini consolidate, ma da un momento all'altro può darsi che dobbiamo cambiarle. Però avete visto che è possibile cambiarlo. La seconda è che all'inizio si fanno degli errori e ci vuole un po' di tempo per abituarsi a questo cambiamento. L'importante è fare questi errori in sicurezza, cioè non fare dei danni. Quindi io provo a incrociare le braccia all'incontrario, ma evito di rompermi il polso.
che questo potrebbe essere un aspetto di sicurezza. Io provo a affrontare i cambiamenti climatici, ma evito di pensare che se i cambiamenti climatici vanno fuori controllo, uso tecniche di geoingegneria, che non sono le scie chimiche, che sono una bufala colossale, per schermare la radiazione solare e ridurre le temperature globali. Ecco, così se c'è qualche sia chimichista, domani starò svergognato in internet, come capitato altre volte. La terza cosa, che è la più importante che avete capito, è che è possibile, all'inizio faremo fatica, ma infine ci riusciremo e ci accorgeremo che staremo molto meglio. Chiudo con un ringraziamento a Greta e affinché Friday the Future non resti un'iniziativa a sé, ma diventi un nuovo movimento dal basso per il cambiamento. Grazie a tutti. Beh, direi che Luca ci hai stupito anche con questo finale del tutto inedito per una serata di divulgazione, quindi davvero grazie per il modo in cui hai trasmesso anche queste pillole, questi suggerimenti per tutti quanti. E se qualcuno ha piacere di fare qualche domanda, abbiamo il microfono e abbiamo Paola che ci può aiutare, quindi in scioltezza, se qualcuno desidera porre domanda, è l'occasione giusta, perché abbiamo qui Luca Lombroso, abbiamo un'occasione per dialogare, quindi se qualcuno ha piacere è il momento. Beh, innanzitutto grazie Luca, perché è stato molto interessante sentire le tue impressioni e soprattutto i tuoi studi. E dal punto di vista ambientale è ineccepibile quello che è stato detto e condivisibile. Ti chiedo, prima hai affermato che sono almeno 2000 anni che non fa così caldo. Vuol dire che 2000 anni fa faceva così caldo, ma 2000 anni fa non c'era l'uomo e il gas serra e i gas da idrocarburi a fare caldo. Poi ti chiedo anche, ci sono state 4 ere glaciali che noi conosciamo durante la vita della Terra. Quindi vuol dire che ci sono stati degli abbassamenti di temperatura fortissimi e degli innalzamenti di temperatura fortissimi in assenza dell'uomo. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto del Sole. Il Sole ha una forte influenza, a parte sul sistema solare ovviamente, ma anche sulla temperatura della Terra. Voglio sentire un tuo parere riguardo le attività del Sole, per esempio adesso è in attività minima, e che influenza può avere il Sole sull'effetto non ambientale ma climatico. Sì, domanda legittima e anche abbastanza frequente. Come avete capito, ormai parto dal problema per andare alle soluzioni, dando ormai per scontato il problema. Chiaramente dietro ad arrivare a dire è estremamente probabile che il cambiamento è dovuto alle attività umane, c'è dietro un volume enorme di dati e di evidenze. Anzitutto almeno 2000 anni vuol dire che potrebbero essere anche molti di più, probabilmente sono anche molto di più, probabilmente si va anche ulteriormente più indietro, quindi non vuol dire che 2000 anni fa era più caldo. Senz'altro siamo già usciti, passati sopra, per esempio, a quello che era un cavallo di battaglia dei negazionisti. Notate che uso questo termine, negazionisti, non scettici, perché scettico è uno che ha dei dubbi legittimi, negazionista è uno che nega delle evidenze. E l'evidenza è che adesso siamo già diventati più caldi di quello che era l'optimum climatico medievale, il periodo in cui si diceva ma coltivavano la vigna in Inghilterra, quindi non vuol dire che oggi il clima si è scaldato. La vigna in Inghilterra hanno iniziato a ricoltivarla già da una decina d'anni, usavo una decina d'anni fa una diapositiva che faceva vedere English wine, e negli ultimi anni gli agricoltori francesi dello Champagne stanno comprando terreni in Francia, non so se già comincino a pensarlo qua per il Prosecco, ma senz'altro, a parte i problemi che so, ma che è anche un ottimo vino, quindi bisogna cercare di farlo nell'ottimo modo possibile. Senz'altro, se si va incontro a quegli scenari lì, il Prosecco qua non si farà più.
ma non parlo del 2100, parlo del 2050-2070. Senz'altro in Emilia i prodotti tipici a base di parmigiano così non si faranno più perché non ci sarà l'acqua da irrigare i campi, quindi bisogna rendersi conto proprio di questa situazione emergenziale. Il sole chiaramente è il primo driver del clima, la variabilità del sole proprio in quei 2000 anni, proprio abbiamo visto sabato scorso anche la giornata meteo mondiale, hanno presentato alcuni di questi dati qua, c'è, ma non è così grossa come si pensa, almeno nell'arco della variabilità dei cicli solari undicennali. La forzante reale diventa in tutto di circa mezzo grado, anche un minimo prolungato come quello invece della piccola era glaciale, al più potrebbe far sì che le temperature aumentano un po' meno, ma la parte di forzante dei gas serra è nettamente superiore, almeno questo stando ai numeri e anche un mare di bibliografia che adesso ovviamente non è che mi ricordo sul momento tutta quanta, perché appunto ormai già diversi anni fa era uscito un lavoro del Centro Mondiale della Radiazione Solare di Davos, qui in Svizzera, è il centro di riferimento mondiale che aveva analizzato i cicli solari e aveva visto questa evidenza qua, cioè sostanzialmente, poi se adesso siamo in una fase di minimo solare e fa così caldo, io avrei parecchio di che preoccuparmi. Un ultimo commento sul sole, che proprio ha messo un professore di fisica solare sabato a Roma. Da quando è iniziata la conferenza, sul Sole si sono bruciate circa 5 miliardi, o di più, insomma un numero enorme di tonnellate di massa. Non c'è più, si è sparita, è diventata energia, per la legge di Einstein, E mc quadro. Questa energia è arrivata anche sulla Terra, sotto forma di radiazione solare, poi trasformata in vento, trasformata anche in idroelettrico. Nel contempo abbiamo bruciato, dunque cosa sono stato qua? Un'ora, quindi 60 secondi ogni minuto, quindi un'ora sono 3600 secondi, abbiamo bruciato 3600 per 1000, 3 milioni e mezzo di barili di petrolio per produrre energia. Inviterei a riflettere anche su questo dato. Mi è capitato una volta che qualcuno dopo mi ha detto, ma sa che dopo la sua conferenza non ho dormito? Ho detto, guardi, mi dispiace, ma d'altra parte è un segno che abbiamo stimolato la riflessione. Certo. Direi che allora ringraziamo ancora una volta Luca Lombroso e vorrei di nuovo ringraziare tutti coloro che hanno permesso questa serata e ecco, abbiamo la prossima... No, te lo devo dire io, ti lascio per il saluto. Parte il vulcanico Andrea Costantini insieme a Maura Camerin, scusa, e Francesco Poloni. Il 12 di aprile saranno qua, io il 12 di aprile sono in un'altra conferenza, quindi non posso tornare qua, a parlare dell'energia che si trasforma, appunto, dei fenomeni estremi di fine ottobre 2018 in Veneto. Esatto, quindi a conclusione di questa rassegna anche prenderemo spunto da quello che hai detto questa sera, quindi appuntamento al 12 aprile, saremo in biblioteca civica, quindi a Ceneda, e sarà l'ultima sera, quindi vi invitiamo già. E grazie ancora a tutti, grazie a Luca per aver partecipato. Io vorrei ringraziare Vittorio Veneto, il Veneto intero, Treviso, ci siamo. Canogliano, non vorrei fare, non so se ci sono rivalità. Potremmo fare un'altra lunga serata. Potremmo fare come fa Modena e Reggio. Ecco, no? I campanilismi anche all'interno della Modena città. Modena e Reggio, l'altro così sdrammatizziamo un po'. Sì. I modenesi dicono che i reggiani hanno la testa quadra e adesso gira una vignetta che c'è i terrapiattisti che vedono la terra piatta e i reggiani che vedono la terra quadra. Attualizzato uno scontro però tra città. Sdrammatizziamo perché certo. Poi i reggiani dicono che i modenesi gan la testa tonda perché i gan mangiei i spigoli pioci, cioè non la testa rotonda perché gli hanno mangiato i spigoli i pidocchi. Ecco, direi che ogni città ha una piccola rivalità, qualche campanilismo e quindi anche noi, ma non diremo niente questa sera. Ancora grazie Luca Lombroso, grazie a tutti per essere stati qui stasera e appuntamento 12 aprile. Grazie.